curva detta dell'occhiolino. È la seconda degli studi sulla prospettiva. E di che prospettiva parla? Parla della prospettiva temporale e stilistica. Einstein, eccetera. Tra l'altro tu parlavi di massa e mi veniva in mente che l'energia è uguale alla massa, però con la velocità al quadrato, perché la massa da sola sta lì, ci vuole anche la velocità e riuscire ad andare al quadrato. E Einstein dice che dove ci sono i buchi neri, che non si vedono, non si percepiscono, lì c'è una massa che attrae e il tempo si curva. In questo pezzo, che si chiama Canzone curva detta dell'occhiolino, un po' come i quadri antichi, Madonna del Cardellino, eccetera, accade che in un tessuto rinascimentale, quindi qua, in cui però dentro ci sono 4 quarti, 5 ottavi, eccetera, ma neanche si percepiscono, c'è un tempo che scorre apparentemente in maniera coerente con quell'epoca, ogni tanto introduco degli occhiolini musicali che sono dei suoni armonici, dei piccoli scintillii di suono. Che cosa succede? Per esempio, se io faccio questo esempio e se io dico al mio amico Mauro Samba, gli dico domani ci vediamo in quel posto che sai, lui dice, e non a Milano, lui dice aspetta, se mi ha fatto l'occhiolino vuol dire che non è Milano ma è Roma, perché siamo d'accordo. In tutto questo ragionamento non ascolta più quello che dico dopo. Per un attimo la sua percezione del tempo del discorso si rallenta, si crea una curvatura e la percezione è diversa. Quindi qua, nel fluire rinascimentale, che dopo la ripresa si sdoppia perché c'è un continuo rimando tra suoni che sono davanti e suoni che sono dietro, suoni fluidi, legati, eccetera, eccetera, ogni tanto ci sono degli occhiolini.